Succede che il comune debba realizzare un bacino di laminazione. Succede che entra in scena, per legge, la soprintendenza. Succede che, mentre la Ruspa scava sotto gli occhi attenti dei tecnici incaricati di verificare che l'area non sia di interesse archeologico, emergano dei resti, i resti di un villaggio dell'età del bronzo. È emerso un sito importantissimo perché ci attestiamo su una zona nell'immediata periferia di Padova che risale intorno al 1300-1350 a.C., quindi siamo in piena età del bronzo. A pochi metri dalle chiuse di Voltabarozzo, da un anno a questa parte, la soprintendenza e l'università, lavori affidati alla società Archetipo, collaborano per studiare quanto la terra sta restituendo dopo averlo conservato per secoli. L'area indagata è questa che vedete nella planimetria, quindi un'area molto estesa, sono circa 11.000 metri quadri. Questo era un villaggio. Questa era la parte marginale, diciamo l'immediato esterno di quello che doveva essere poi un villaggio, quindi con le capanne come abbiamo visto in altri siti qui in Veneto. Queste serie di buche che vede probabilmente sono pertinenti ad un edificio che si imposta su una struttura precedente. In questa parte abbiamo anche il pozzo potrebbe essere effettivamente utilizzato anche oggi, no? Sì, la cosa interessante è che appunto come vedete la profondità è cospicua, siamo arrivati a meno 1,80. Questo frammento, che al grande pubblico dice poco, è il frammento, noi lo conosciamo molto bene, è il frammento di un grande vaso che conteneva molto probabilmente delle derrate alimentari. Tutto questo che voi vedete sono gli scarti, è l'immondizia che veniva buttata quando il vasellame non era più servibile per vari motivi, veniva scaricato in queste, diciamo, discariche a cielo aperto. Però attraverso le immondizie noi riusciamo a ricostruire la vita quotidiana di queste persone. E poi ci sono delle ossa. E poi ci sono delle ossa calcinate, cioè bruciate, quindi sono state sul focolare, quindi sono resti di pasto. Non ci sarà soltanto l'analisi delle ceramiche, naturalmente, ma ci sarà tutta una serie di analisi che ci consentiranno di capire appunto la dieta, ad esempio, di questi abitatori, di questo villaggio, gli aspetti delle trasformazioni dell'ambiente. Immaginare una foresta lungo l'argine, immaginare donne che realizzano vasi in terracotta, uomini che vanno a caccia e a pesca, che vivono in case che si reggono su pali ben piantati nel terreno, è uno sforzo di fantasia notevole quando tutto intorno al sito archeologico sono l'urbanizzazione e le infrastrutture a occupare la vista. Ecco, di questo cantiere che cosa rimarrà dopo, una volta finiti i rilievi, una volta raccolti tutti i cocci? Rimarrà quello che c'era prima. Se questo sito si è salvato è perché le arature avvenute nel tempo hanno sicuramente distrutto strutture afferenti all'epoca romana e quindi una volta terminati i lavori e documentato tutto il documentabile tornerà ad essere zona agricola. Tutto questo verrà quindi ricoperto. Una volta effettuati i rilievi, messo al sicuro i materiali più preziosi, il bacino di laminazione avrà il suo corso e la sua funzione. Questo scavo che ci ha spinti nel passato verrà nuovamente colmato. La terra coprirà tutto quello che ha restituito e continuerà a custodire il villaggio, a custodire la storia. Perché sul fondo probabilmente c'erano delle palizzate, quindi sono la punta del palo era coperta.